Cibiana è anche uno scrigno di varia umanità. Vedete queste finestre? Queste sono le finestre che conducono alla porta principale d'ingresso della bottega della signora Maria, una signora che gestiva era proprietaria della bottega del paese, che è chiuso all'inizio degli anni '80. Ebbene, dentro è rimasto tutto come un tempo. E Luciana, un'imprenditrice agricola, ha deciso di prenderla e portare avanti questa tradizione, vendendo però i prodotti della sua terra. Ma dentro sembra di tornare indietro di almeno 40 anni. Cosa c'è qua dentro, Luciana? Qua dentro c'è una storia che noi abbiamo ripreso e cercheremo di rispettare al 100% nella nostra attività. C'è la storia della signora Maria, che qua dentro in questa bottega negli anni 50 vendeva di tutto, in pratica era la bottega del paese. E ora, da ora in poi, sarà anche la nostra bottega, mia e della mia azienda agricola. Che sensazioni trasmette un posto come questo? Secondo me, quando uno entra qua, a parte che lo vedo nei visi delle persone che entrano qua, la prima reazione è wow, ma che posto, cioè sono già, diciamo, coinvolti nella storia prima ancora che io inizi a raccontargliela, ecco. Già entrano fisicamente proprio e anche mentalmente, soprattutto ovviamente magari non i quindicenni, i ventenni, però anche quelli avvertono che c'è un'energia particolare, ecco, qua dentro. Io vedo dei prodotti che ormai non vengono neanche più fatti, non si trovano più in commercio, ma voi li vendete qui? Allora, in realtà sono un po' gelosa dei prodotti della signora Maria, ecco, perché secondo me non lo so, non trovo neanche giusto venderli. Preferisco, se c'è proprio qualche appassionato, ecco, anche donare questi prodotti, un prodotto, una scatola di detersivo, se vedo che c'ha veramente passione, certo, per queste cose. E non mi interessa, insomma, lucrare su quello che ho trovato qua, assolutamente, anzi, massimo rispetto, e se posso ottenere il più possibile le cose così, per me è meglio, ecco. Vendo i miei prodotti, quello sì. Ecco, tu hai trovato un modo per dare continuità alla storia, sì, però con un'impronta sempre locale. Sarai, sì, sempre tu con i tuoi prodotti a vendere qui. Sì, certo. Allora, perché questa scelta? Perché siamo a Cibiana, un posto, sì, che non è facilissimo da raggiungere. Sì. E in realtà, secondo me Cibiana da sempre io l'ho considerata in una posizione strategica, non deficitaria come posizione, difficile. L'ho sempre considerata strategica perché di fatto collega due vallate, la Valle del Boite con la Val Zordana, è vicino a Cortina, è vicino a Pieve. Sono 10 minuti di deviazione dall'Alemagna, non è, certo, un tempo così impossibile, ecco. Quindi questo è un tuo sogno che si sta per concretizzare? Sì. Cosa diventerà allora? Questa qua rimarrà il punto vendita dell'azienda agricola dei nostri prodotti, e di qua verranno allestite 2 salette degustazione per far degustare i nostri prodotti dell'azienda agricola Leriede e in più anche i prodotti delle aziende agricole del territorio, delle altre aziende, chi fa vino biologico, chi fa miele, chi fa birra, e quindi unire, insomma, un po' valorizzare tutte le esperienze e le realtà che ci sono nel territorio. Non è vero che non ci sono, ce ne sono parecchie, e facendole conoscere all'interno di quella che era la cantina della signora Maria. Sapete cosa sono questi flaconi? Guardateli bene. Sono dei flaconi che a me servono tantissimo, ma una volta erano un must. Sono flaconi di brillantina, l'antesignana del gel. Sì. Pensate che questi avranno quanto? 20, 30, 40 anni? Anche di più forse? Anche di più? Anche 60? Complimenti Luciana, complimenti per il coraggio e la capacità di valorizzare una memoria storica che grazie a te continuerà a vivere. Grazie. Ragazzi, a Cibiana di bello non ci sono soltanto i murales. Vi aspetto! C'è anche lei e una bottega straordinaria. Veniteci! Ciao ragazzi! Ciao!